Dobra večera se kolicimi. Kako stojite? Ja si decidi že ću govora samo na našo. Jer ovaj večera do multietnike, napošto moramo govora na našo. Pa, drugu stvar che za reći je je Mac Festival činimo kurs. Napošto si hoćete razumiti ono che govorimo, morate dodje kurs na našo. Se razumili? Buonasera a tutti quanti, scusate. Siamo scorso. Benvenuti e benvenute a Montemitro, che come sapete bene è un paese di minoranza linguistica croata in Molise, quindi quello che avete sentito fino ad ora era il nostro Nanasho, il nostro croato molisano. Non avete capito niente, ma vi ho invitato a partecipare al corso di croato molisano che faremo nella prossima edizione del Mac Festival l'anno prossimo, nel 2027, così poi potremmo fare la multietnica completamente in croato molisano. Un applauso. Allora, oggi quella di quest'anno, quella di oggi è un'edizione speciale, perché come i nostri avi arrivarono qui bose, senza scarpe, a piedi nudi, per questo noi le commemoriamo in questa maniera e volevamo pure che anche voi vi metteste a piedi nudi per partecipare a questa festa, però non era una cosa fattibile. Quindi commemoriamo la 347esima edizione della multietnica. Lo so, vi tocca aspettare ancora un pochettino perché dobbiamo presentare i piatti. Qua è una cosa, diciamo, particolare perché dobbiamo... non è la 300, è la 26esima, scusate. Avevo esagerato un po' troppo, mi so un paio di numeri. Giusto un 3, però il 26 l'ha azzeccato. Quindi dovete attendere ancora un pochettino per provare le prelibatezze, ma che cos'è la multietnica se non l'attesa? È l'attesa stessa la multietnica, quindi ora abbiamo tutti questi ospiti che ci presenteranno i piatti. Questa festa è iniziata appunto 26 anni fa, proprio per coinvolgere tutte quelle persone originarie di Montemitro che vivono fuori e che tornano per le vacanze, o le persone di fuori che sono diventate nuovi montemitrani. E quindi le nazioni che vedrete, i vari stand che vedrete sono tutti in qualche modo collegati col nostro paese. Ciancio alle bande, iniziamo con la presentazione dei piatti e la prima... il primo stand... Come la sbaggia? Allora, il primo stand è uno stand che abbiamo per la prima volta qui a Montemitro, lo stand della Osterich Austria. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir vertreten heute den österreichischen Stand. Was haben wir heute gekocht? Buonasera, oggi abbiamo giocato molto bene. Peccato. Was haben wir heute gekocht? Oggi abbiamo fatto il goulash. Una ricetta tipica austriaca perché è ungherese. L'Austria ha tantissime culture, multietnica, multiculti. Così è l'Austria, tantissimi judaesi che boje. E noi ora tagliano. E danas un bel piatto corposo che ima paparolicu con la paprika goulash. Applauso all'Austria, dankeschön. Non è una new entry della multietnica come nazione, ma è una new, perché l'abbiamo avuta qualche anno fa, però è una new entry come persone che l'hanno preparata e sono dei nuovi montemitrani che si sono da poco trasferiti da noi, la Polonia con Eva. Buonasera a tutti, noi abbiamo preparato un piatto tipico polacco che si fa con crauti, con carne, è una ricetta da casa mia, ma questo si fa in ogni casa, si fa un po' diverso. Grazie mille, buon appetito.
Grazie Eva. Anche in questo caso, no, anche questa nazione l'abbiamo avuta svariate volte, però dall'anno scorso dei nuovi cuochi, e quindi è il loro secondo anno qui alla multietnica. Per l'anno scorso avevamo l'accompagnamento musicale, lo faremo l'anno prossimo. Argentina! Ciao, buonasera. Noi abbiamo preparato, come l'anno scorso, le empanadas. Le empanadas è un piatto tipico argentino che si fa di diverse maniere in ogni regione. Noi abbiamo scelto la ricetta della regione in cui noi proveniamo, gli argentini che abitiamo a Montevideo. Per noi le empanadas non è solo un cibo, è un motivo di condivisione. Si fa ogni domenica nella casa della nonna, si condivide in famiglia, tra gli amici. Adesso vogliamo condividere il nostro cibo con voi. Grazie per... Buon proveggio! Grazie. Ora. Abbiamo una nuova norvegese qui che ci presenterà, visto che la norvegese, quella autentica, sta preparando il piatto per la serata. Abbiamo una nuova cittadina norvegese direttamente da Montefalcone, Katia, che ci presenterà la Norvegia. Grazie, molto gentile. Allora, io presento il piatto della Norvegia, che è un dolce, un waffle. Lo serviremo con yogurt e marmellate, ma in Norvegia lo servono anche con il salato. È diciamo un dolce tipico dell'infanzia, ma lo è anche per noi. Anche per noi, pizzelle. Bravo, si prova norvegese doc. Perfetto. Come si dice grazie in norvegese? Non ho idea. Buona serata a tutti. Ora arriviamo più nelle zone nostre e chi ci viene a parlare del piatto di Montevideo? Wow. Un applauso al piatto di Montevideo, due autentiche montevidrane qui da noi. Più vicino! Buonasera a tutti, sono Rosa, Massimo, Sara, Clara, è la nostra cuoca che può cucinare. Ci ritroviamo qui con il classico piatto, diciamo, di eccellenza, è la pasta al pomodoro che unisce tutti, grandi e piccini a tavola, e un po' di divertimento e buon appetito. tranquilli, ce n'è per tutti la pasta. e chi vuole c'è tanto piccante, mi raccomando, non mancate. Il piccante afrodisiaco, attenti, piano. Una pasta hot. Vai, si può stare, va. Perché oltre allo stand Montevideo abbiamo anche lo stand Italia e lo presenta per noi Massimo. È un piatto che non conosce nessuno, no? Devi presentare bene. Crescia, perfetto. Kako Povac. Povac. A Montevideo si chiama Crescia, in italiano pizza, forse lo conoscete. Non c'è per tutti, affrettatevi, non è come la pasta. Divertitevi, senza l'ansia di correre, c'è tempo, non affollatevi, ce n'è per tutti. Grazie. Comunque avevo dimenticato che il microfono ufficiale per le cose. No? Scusa, service. Andiamo avanti, abbiamo quasi finito, dai. Era da un po' che non venivano a trovarci per la multietnica, dopo qualche anno abbiamo di nuovo con noi la Grecia. Buonasera a tutti e benvenuti. Kalispera, che callo ήρθατε. Io ho preparato due tipi di antipasti. Uno è più conosciuto, il tzatziki. Gli ingredienti sono il yogurt greco, formaggio spalmabile, cetriolo, aglio,
olio di oliva e sale. Il secondo si chiama tiro cafteri, il base la fetta, un formaggio greco con yogurt greco e peperoncino, è un po' piccante, ho trovato da non fare così tanto piccante. Spero che vi piaccia a tutti, Calì Orexi, che calò bravi. Sì, ma in tutto questo Tony che ha fatto? Ha fatto qualcosa Tony? È andata a prendere le cose, la spesa. Ma almeno ha fatto la spesa. Vedi, Tony, fai solo i video. Anche la pizza è piccante, eh? Tutti sono piccanti, quindi la pizza facciamo piccante. La pizza è hot. Penultimo piatto, ovviamente, jesmo na mund dimitar e jedna puštaciuna che more biti ovdje je la Croatia, Hrvatska. Ma je si ti s nami? Hvala Marta. Dobra večer, Sekolika Čeljad. Ma govora na našo. Ti ubiš govora na našo. Un po'. Sekolika Čeljad e Nanašo. Tutto. Hvala lipa, anche Nanašo. Dobrodošli. Croazia stasera presenta Liptauer Sir. Suona austriaco, ma è vero perché è di tradizione austro-ungherese, un formaggio spalmante composto di formaggio, burro, paprika, cipolla, aglio, olio. E creato con le mani delle nostre donne qui che sono venute dalla Croazia ma si trovano adesso qui da voi in Italia. Ecco, buon appetito! Guarda liepa Marta, guarda liepa. Abbiamo finito mi sa. Non abbiamo finito perché come ultimo stand only for you, solo per noi, solo per voi. C'è facile, Ionella. La Romania. Buonasera a tutti, bine ați venit la 26 edizione della Multietnica! Allora, stasera per la prima volta abbiamo preparato per voi fagioli, non li abbiamo mai fatto in tutti questi 26 anni, ma perché? Ci sarà un perché, no? Visto che ultimamente tutti quanti si lamentavano, magallare, non si respira, allora di aria ci vuole, no? Se non fagioli, che cosa? E in più stiamo vicino al caffè letterario, pure il bagno vicino, ragazzi, non vi preparate. Comunque è un piatto tipico della Romania, povero, diciamo, sì. Noi l'abbiamo fatto con la salsiccia, arricchito, un po' la deviata. Che solitamente come lo fate? Senza salsiccia, perché quando c'è il digiuno, no? Che non si mangia la carne, allora tu lo mangi solo i fagioli, punto e basta. Poi quando non si mangia la carne non mangiate le vongole, no, mangiano fagioli, vai avanti con i fagioli, sì. Anche i militari, è un piatto tipico pure dei militari che stanno nella caserma, lì usano i fagioli, così. E di recente è diventato pure il piatto di 1° dicembre, giornata della... 1° dicembre? 1° dicembre, la giornata nazionale della Romania. E così unisce tutti, bella area in giro. Ridi. Buon appetito, pofta bună la toți! Mulțumesc, Ionella! Cu plăcere vă așteptăm! Allora, io amici che siamo fuori, voglio potete ricordare perché non c'ho la scaletta, abbiamo finito con gli stand, giusto, sicuro? Intanto vi presento anche i gruppi che ci accompagneranno in questa serata. Abbiamo direttamente da un posto lontanissimo, da Montefalcone, i Kinder Sound, che gireranno qui per le strade di Montenegro e ci faranno ballare. Poi ci saranno gli iCar Quartet, che chiamo a breve qui sul palco, e il Forio e Becia che stanno per arrivare e si esibiranno dopo. Hvala lipa secolissimi, poi teist e dobro fecero multietniche. Ce